Buongiorno, buongiorno, 24 febbraio e proprio un anno fa entravano in Ungheria, invadevano l'Ungheria i carri armati russi mandati da Putin e iniziava il calvario di una intera nazione. Ne parleremo oggi perché ovviamente ci sono tante manifestazioni in corso in Veneto, ma noi pensiamo anche dopo aver sentito le storie raccontate da Mirella Sveglia Veneti, a tutti coloro che fanno una loro guerra personale, in questo caso con il freddo, che stentano a pagare le bollette, a volte non ce la fanno e rimangono al gelo, rimangono nei loro condomini senza riscaldamento. E partiamo subito da questa storia, da testimonianza di Alida che ha incontrato, che è insieme ad Anna De Roberto. A te la linea, Anna. Sì, buongiorno, siamo in un appartamento di Via Reni, zona Arcella, Padova, per raccontare una storia particolare. Vi presentiamo la signora Alida Martini Pulese, che gentilmente ci ha aperto le porte di casa sua. Pensate che la signora è al freddo da quanti giorni? Dal giorno 15 febbraio. È al freddo, la caldaia non funziona, il riscaldamento è stato staccato. Che cosa è successo? Raccontiamo questa storia. Che io pensavo che fossero i bollettini non arrivati la causa di questo distacco della caldaia, perché si è rotta e l'Ater dice che io non avendo pagato, non avendo fatto la manutenzione tutti gli anni, si prendono l'impegno di cambiare il pezzo. Allora, partiamo dall'inizio della storia. Sì. Lei si sveglia, la caldaia non funziona, chiama l'Ater e l'Ater funziona. Però ogni 2 minuti dovevo caricare l'acqua. Perciò ho chiamato il tecnico. Il tecnico è venuto, mi ha detto che devo rivolgermi all'Ater, che l'Ater mi avrebbe cambiato il pezzo. Un pezzo da 500 euro. Esatto. Perciò io non ho più sentito nessuno, mi sono sempre attivata per chiedere i bollettini, pensando che la causa di questo inconveniente fosse dipeso dai bollettini. Ciò non è vero. L'Ater l'ha accusata di essere morosa, però. Sì, perché non ho pagato novembre e dicembre. Il che non è dipeso da me. Se i bollettini non arrivano, io non posso pagarli. Ecco. Al che la signora chiama la stampa, si rivolge alla stampa per denunciare il fatto di essere rimasta al freddo. E così viene contattata dall'Ater un'altra volta. Sì, esatto. L'Ater mi informa dicendo che il rapportino della ditta Ariello risulta che io non ho pagato 2 o 3, mi sembra, pulitura della caldaia, la manutenzione della caldaia. Perciò io ho pagato il 21 novembre 22. Dopo gli altri non mi ricordo, scusi, ho anche l'età che a volte va via. Però ad ogni modo mi ha detto che loro, se io non fossi rivolta alla stampa, mi avrebbe potuto accomodare in qualche modo. Quindi insomma sostanzialmente il fatto che la signora abbia denunciato il caso alla stampa avrebbe comportato il fatto che Ater si sia risentita e quindi abbia sostanzialmente dichiarato di essere impossibilitato a mettere mano alla sua situazione. Sì, di rivolgermi alla ditta Crivellari dell'Ariello. Lei li ha i soldi per la manutenzione della caldaia? No, non li ho io i soldi. Assolutamente, non li ho. Come ha fatto in tutti questi giorni a restare al freddo? Guardi, mi sono messa una vestaglia, ho le scarpe addosso, che io non le tengo mai, però è l'unico modo per ripararmi i piedi. Ecco. I vicini che sono con lei hanno condiviso con lei questa situazione?
Sì, abbiamo un buonissimo rapporto con i vicini di casa e mi chiedono sempre se ho bisogno di andare da loro. No, per quello ho un buonissimo rapporto perché io sono una persona molto socievole e anche sono buona nel senso che non me la prendo mai con nessuno. La signora è del Bellunese, quindi insomma Sì. tempra forte. Sì, è una tempera molto forte. Però in questo caso bisogna andare a fondo, no? Quindi lei fa un appello e chiede all'Ater di mettere mano a questa situazione che lei non può, No, non io può guarire. non posso assolutamente pagare niente, perché con la mia pensione non ce la faccio. Quanto prende, signora? Io prendo, dovrei prendere 820, però non li prendo quei soldi. Perché io avevo chiesto un prestito per andare avanti, perciò io ne prendo 700 o 680 o 700, perciò mi dica lei come faccio. Ecco, una storia vera, una storia di vita che vi raccontiamo qui dall'Arcella di Padova. Ringraziamo la signora Lida per essere stata in nostra compagnia e ovviamente cercheremo di bussare le porte dell'Ater per capire di risolvere la situazione. Esatto, allora l'Ater mi ha appunto detto che io non ho pagato regolare, che non ho fatto la manutenzione regolare, perciò loro non mi vengono incontro. Noi ci fermiamo qui, restituiamo la linea, da Padova è tutto, ma insomma andremo a fondo di questa situazione. Grazie molte ad Anna De Roberto. Adesso ci trasferiamo subito a Venezia, l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte dei Conti. Vedo Filippo Fois con il presidente Luca Zaia. A te la linea, Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Al mio fianco Luca Zaia e il Veneto ha superato l'esame anche quest'anno della Corte dei Conti. Presidente, partiamo da qui. Buongiorno innanzitutto. Direi che oggi è stata una bella inaugurazione dell'anno giudiziario, una Corte dei Conti in Veneto efficiente, una procura regionale altrettanto efficiente rispetto al tema del danno erariale e quindi di tutto quello che è la tutela della spesa nei confronti del cittadino e quindi del recuperare anche risorse, 750.000 euro recuperate anche quest'anno. Direi che è un percorso che noi dobbiamo fare assieme. Per il cittadino che è a casa che ci ascolta stiamo a ricordare che la Corte dei Conti è un'istituzione, e quindi è la parte della magistratura che si occupa del danno erariale e quindi del fatto che i soldi pubblici vengano spesi bene. Da parte nostra fare questo percorso assieme alla Corte dei Conti significa avere meno difficoltà ad essere più operativi. Resta il fatto che da parte di diversi amministratori locali però ci sia la cosiddetta paura della firma, oggi se ne è parlato ancora, vale a dire paura che dopo alcuni si debba rispondere in prima persona per tanti motivi che spesso prescindono anche dalla propria personalità. Ma questa è una realtà e non è colpa della Corte dei Conti, è colpa in generale di un sistema di leggi che è stato messo in piedi. Poi di amministratori che firmano alla fin fine ce ne sono pochi, poi sono i funzionari, sono i dirigenti che giustamente anche comprensibilmente davanti al rischio di pensare magari che quella firma poi te la puoi ritrovare come un guaio che ti divora l'abitazione, l'appartamento che hai o i risparmi in banca, magari qualcuno dice resto nella linea quella della solidità e questo significa rallentamenti, significa ovviamente azioni che non vanno più avanti. Presidente, per la prima volta qui, almeno che io mi ricordi, si è parlato anche di autonomia differenziata. I sindaci del Sud però sono sul piede di guerra, hanno annunciato un sit-in, insomma non le convince questo progetto? Guardi, sto pensando che i cittadini sono tutti uguali da nord a sud, questo non è un progetto contro qualcuno, del resto il garante della Costituzione che è il capo dello Stato ha bollinato questa legge, non è una legge contro la Costituzione. Dall'altro penso che in Veneto sono andati a votare 2.273.000 veneti e immagino che ci siano stati anche molti cittadini del sud trapiantati in Veneto e questo è innegabile perché tanti voti così mai avuti per l'autonomia. E questo sta a significare che i cittadini del sud non debbono temere, dopodiché le dirò che oggi le proteste le fanno magari qualche rappresentante del sud, ma i cittadini li vedo invece preoccupati del fatto che ancora devono farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione, li vedo preoccupati del fatto che i rifiuti sono in strada, li vedo preoccupati in alcune comunità perché i servizi non ci sono e quindi io penso che l'autonomia debba dare risposte a questi cittadini.
Il sindaco di Treviso, nonché presidente dell'Anci del Veneto, Conte, aveva detto speriamo che non si vada a votare quando c'è la Dunata degli Alpini, e invece si andrà proprio a votare in quel fine settimana. Lei come la vede per quello che riguarda l'affluenza? Beh, la vedo che tutti abbiamo sperato questo, la Dunata è un evento importante, peraltro faccio solo l'esempio di Treviso, Treviso va al voto il giorno della Dunata, dopodiché se non ricordo male si vota anche il lunedì, ci sarà modo di recuperare, di fare in modo che anche chi andrà alla manifestazione possa tornare in tempo per votare. Questo è quello che posso dire, dopo immagino anche che non sia stato fatto volutamente, questo immagino che sia la realtà. Avessimo avuto un'altra data avremmo avuto meno preoccupazioni. Senta, è anche l'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina oggi, come ha influito nella politica amministrativa del Veneto? Ha influito nella nostra vita, ha influito su tutto, un anno di un'inutile strage, per mutuare una frase diciamo famosa, è un anno dell'aggressione che la Russia un anno fa aggredì l'Ucraina, è un anno nel quale noi abbiamo sostenuto l'Ucraina perché altrimenti sarebbe stata spazzata via dalle carte geografiche, perché non ha la forza di andare contro una potenza come la Russia, ma dall'altro è anche un anno nel quale io ho sempre sperato personalmente che la diplomazia scenda in campo, perché oggettivamente non possiamo immaginare che con le prove di forza si arrivi alla pace, si arrivi a un armistizio. Grazie al Presidente Zaia della sua disponibilità, grazie, noi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, Presidente Zaia, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte dei Conti a Venezia. Non poteva Filippo Fois non chiedere un commento anche sull'anno di guerra che cade proprio oggi, il 24 febbraio. Noi siamo andati a sentire come sempre i cittadini. Ieri Chiara Gaiani ha fatto un giro a Padova per raccogliere delle opinioni. Sentiamo. Preoccupa la situazione perché non si sa le vere intenzioni che hanno i due contendenti, quindi c'è la preoccupazione un po' di tutti che possa aggravarsi la situazione, ecco, visto che non si trova una via di dialogo e sarebbe opportuno cercarla. Con Putin non si sa mai a dove si va a finire qua, questo qua c'ha la testa che non ragiona. Noi vedere quelle macerie per noi è una sofferenza enorme. Sempre tanta paura che arrivi anche qua con la bomba atomica, perché quello è un pazzo che non ha sentimenti, non ha niente. Io vengo da Ucraina, come devo dire, penso che i nostri soldati, i nostri uomini difendono tutta l'Europa. Perché se cade Ucraina lui viene qua, Putin. Lei ha qualcuno che è rimasto lì? Io sono in Italia sola, figli, nipoti, sorella, tutti zii, tutti in Ucraina. Io vengo da mia città Nikolaev, 50 km da me, Kherson, quello dove c'è proprio guerra. E lei è qui per lavoro, immagina? Sì, io sono qui tanto tempo, 23 anni. È sempre qui a Padova. In Ucraina pensano che questa guerra finirà? Speriamo che finisce questo anno. Speriamo. E per la pace la città si riunirà alle 18 con appuntamento in Piazza Duomo. Il primo ritrovo sarà davanti alla Piazza del Duomo, quindi l'istituzione religiosa della nostra città, sarà presente anche l'università, sarà presente il comune, poi dalle 18:30 ci sarà l'avvio di questa fiaccolata che porterà davanti al municipio a un altro momento, quindi istituzione civile, un altro momento di interventi, di riflessione su qual è il punto della situazione, per non dimenticare questa guerra, per non dimenticare che è passato un anno e per non dimenticarci che ci possono essere anche, si devono tentare anche altre strade. Non può essere solo screditare i pacifisti, ma deve essere anche essere consapevoli che altre strade, oltre al continuo rilancio sulle armi e sugli armamenti, devono essere tentate. E il Veneto ha fatto tantissimo per i profughi ucraini, ne sono stati ospitati a migliaia, molti cittadini hanno messo a disposizione le loro abitazioni, e è successo anche a Vicenza. Ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini. A te la linea, Luisa.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia di Anna Paroviak della comunità ucraina di Vicenza, che ci dà qualche numero sugli ucraini presenti sul territorio provinciale e sul territorio, diciamo, della città di Vicenza ad un anno dall'inizio della guerra. Come residenti stabili sul territorio vicentino siamo circa 2200 residenti stabili, ma quelle persone che sono arrivate dall'Ucraina e sono stati accolti nel Vicentino erano circa 2000, ma ad oggi io mi occupo solo dei bambini, dell'inserimento scolastico di bambini che ci sono rimasti sul territorio vicentino, a fianco le maestre e i professori nei diverse circoscrizioni per aiutare ai bambini a prendere la lingua italiana e inserirsi nell'ambito. Ecco, quali sono state le difficoltà per questi bambini che sono all'incirca 350 inseriti qui nel territorio provinciale, diciamo, delle scuole vicentine? Sì, le difficoltà sono, diciamo, evidenti, perché i bambini che sono rimasti qui sul territorio temporaneamente in attesa di rientro in paese d'origine, e questo è stato il motivo principale delle difficoltà, perché se io come mediatrice ho una pregressa esperienza di inserimento scolastico dei bambini che si sono trasferiti in Italia con i genitori come immigrati, allora lì il concetto era chiaro: bambino arrivato sul territorio e io aiutavo a inserirsi nella società nuova e far conoscere da dove proviene il bambino e far conoscere anche l'ambito dove entra questo bambino. Invece qui le difficoltà sono state che i bambini sono appesi in aria e non appoggiano piedi per terra, restano lì perché in attesa di rientro nel paese d'origine, e certi bambini rifiutano completamente inserimento nell'ambito scolastico, dimostrano mutazioni, non vogliono parlare, perché è evidente che il bambino già capisce la lingua, perché è un anno che si trova qui e la lingua capisce, però fa furbo e rifiuta di comunicare in lingua italiana, e ci sono spesso anche problemi perché non vogliono venire a scuola. Problematiche, diciamo, di varia natura. Tornando a oggi, stasera ci sarà una fiaccolata proprio per chiedere la pace per l'Ucraina. Come la vivete voi questa fiaccolata? Per noi, diciamo, non muore la speranza, perché per noi la speranza è ultima a morire e noi speriamo di liberarsi e di vincere questa guerra. La fiaccolata dei cittadini italiani che ci sostengono e che dimostrano che si schierano da parte giusta, da parte dove deve vincere la democrazia, liberazione. E per noi è molto importante questa solidarietà che dimostra il popolo italiano schierandosi da parte giusta, diciamo da parte del giusto. Ecco, io ringrazio Anna Paroviak e restituisco la linea a voi a studio. Grazie molte a Luisa Bertini. E passiamo alle elezioni amministrative. Si è saputo ieri che si voterà il 14 e il 15 maggio, quindi domenica 14 e lunedì 15 maggio. Ieri sera è stata presa questa decisione dal Consiglio dei Ministri. Sono 49 in Veneto i comuni al voto, 10 nelle province di Treviso, Vicenza e Padova, 7 in provincia di Verona, 4 nelle province di Venezia, Belluno e Rovigo. Occhi puntati ovviamente sui due capoluoghi, Treviso e Vicenza, ma ci sono anche altri test importanti ad Adria, nel Rodigino, a San Donà di Piave, Martellago nel Veneziano, a Bussolengo nel Veronese e Piove di Sacco nel Padovano. L'eventuale ballottaggio per i comuni che lo prevedono è stato fissato il 28 e 29 maggio. Fa già discutere intanto la scelta della data, visto che il 14 maggio è prevista a Udine la giornata conclusiva e più attesa dell'Adunata Nazionale degli Alpini, con la sfilata
delle penne nere, ne ha parlato, avete sentito anche il presidente Zaia, ma ci colleghiamo subito con Treviso, dove c'è Marta Marangon con il sindaco Conte. Sì, buongiorno da Treviso, siamo sotto la loggia dei 300, Piazza dei Signori, con il sindaco Mario Conte, qui per la presentazione della lista della Lega. Come dicevate, la notizia di queste ore è quella dell'ufficialità della data del voto, 14 e 15 di maggio, una data, sindaco, che qui dalle nostre parti sta facendo un po' discutere, no? Perché coincide proprio domenica 14 con lo sfilamento della Dunata degli Alpini. Sì, però per fortuna parliamo di alpini che hanno un alto spirito di responsabilità nei confronti delle istituzioni, quindi è vero che il 14 c'è la sfilata, è altrettanto vero che insomma è qui a Udine, quindi è abbastanza vicina, quindi chi vuole la sera fa tempo rientrare, oppure c'è il lunedì per esprimere il proprio voto. Certamente se fosse stata un'altra domenica sarebbe stato meglio anche da un punto di vista logistico per tutti, però insomma è stata decisa questa data, quindi non fasciamoci la testa. Io confido nello spirito di responsabilità degli alpini, che non hanno mai tradito da questo punto di vista, e quindi non vedo particolari problemi. Quindi non c'è un rischio astensione, secondo lei, collegato in qualche modo a questa coincidenza di appuntamenti? Ma l'astensione dipende dai candidati della politica, non certo dalla Dunata. Insomma, probabilmente qualcuno mancherà alle urne causa Dunata, però dico, i numeri importanti sono quelli che la politica riesce a convincere attraverso atteggiamenti e proposte responsabili, quindi noi dobbiamo lavorare a testa bassa per una proposta convincente, e poi sono convinto che anche gli alpini faranno il loro dovere alle urne. Ecco, un altro tema che sta facendo molto dibattere in queste ore, sindaco, è quello dell'autonomia e della protesta da parte dei sindaci del sud, no? Abbiamo visto, insomma, ci sono state delle manifestazioni sia in Puglia sia in Calabria sia in Sardegna anche, quindi insomma i sindaci che finora sono sempre stati uniti nel portare avanti le proprie battaglie si stanno ora dividendo proprio su quello che è il cavallo di battaglia della Lega. In realtà il mio è un appello alla condivisione di una proposta, quella dell'autonomia, che porta certamente a migliorare le condizioni amministrative del nostro Paese e ad alzare la qualità della vita dei nostri cittadini. Quei sindaci che oggi si lamentano rappresentano tra l'altro delle amministrazioni che storicamente non spiccano per efficienza, e non è di certo per colpa dell'autonomia, quindi l'invito è quello di abbandonare le posizioni partitiche e di guardare all'autonomia davvero come la soluzione dei nostri problemi e come una svolta epocale per il nostro Paese. Io sono a disposizione come rappresentante dei sindaci del Veneto e di una città che da sempre è virtuosa, così come la Regione Veneto, per far capire cosa significa maggiori responsabilità da un punto di vista amministrativo. Quindi l'operazione autonomia non vuol togliere risorse a nessuno, ma vuol dare maggiori responsabilità agli amministratori, e credo che anche da questo punto di vista gli amministratori del Sud abbiano una grande possibilità di dimostrare il loro valore. Ecco, un ultimo flash, lei parlava poco fa di efficienza delle macchine amministrative, stiamo assistendo ad una grossa difficoltà in tanti comuni nel reperire personale, concorsi pubblici che vanno deserti, dipendenti che non riescono appunto a passare il concorso. Sì, anche da questo punto di vista dobbiamo ragionare seriamente su quelle che sono le condizioni di lavoro e le caratteristiche dei bandi, perché evidentemente non sono attrattivi o attraggono persone che non hanno le caratteristiche poi per svolgere al meglio il ruolo di dipendente pubblico, che è un ruolo importante, delicato, perché è a servizio dei cittadini. Quindi anche da questo punto di vista credo che dovremo fare delle riflessioni, perché se vogliamo alzare la qualità dei servizi deve partire tutto dalla macchina amministrativa. Ecco, da Treviso per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Marta Marangon e al sindaco di Treviso Mario Conte, ed è davvero un problema quello dei dipendenti pubblici, ne mancano 265 e si è pensato di correre a riparo, soprattutto si sta facendo molto in provincia e nel centro studi amministrativi della Marca. Vediamo.
Da una parte la provincia che si fa carico di attivare selezioni uniche del personale dei comuni, dall'altra il centro studi amministrativi della Marca Trevigiana che lancia un corso di formazione per prepararsi ai concorsi degli enti pubblici. Sempre più complicato per gli enti locali assumere dipendenti, alle prove se ne presentano pochi e quei pochi sono spesso impreparati. A Breda di Piave tutti bocciati al concorso per tecnici comunali, ma l'elenco di prove non superate o concorsi andati deserti è piuttosto lungo, da qui la sinergia tra provincia e centro studi. Facciamo un albo di idonei. Un albo di idonei significa fare una prova scritta e quindi stilare delle graduatorie che abbiano già uno screening da mettere a disposizione dei comuni, i quali potranno attingere direttamente a questo albo. In caso ci sia un solo soggetto disponibile, il comune che ha bisogno di quella specifica figura professionale potrà procedere all'assunzione diretta, altrimenti effettuerà una selezione semplificata. Noi pensiamo un po' che la legge dei grandi numeri questa diventi attrattiva, in qualche modo ci sia la possibilità di fare questa preselezione, la chiamo così, che dia delle opportunità a nuovi giovani, risparmia tempo il comune, risparmia tempo il candidato e speriamo che in qualche modo si rimetta in pista questa voglia di andare a lavorare nell'ente pubblico. Se da un lato ai comuni trevigiani mancano alla conta circa 265 dipendenti, stando all'indagine condotta dal centro studi, dall'altro chi si presenta ai concorsi arriva spesso impreparato. Si è pensato di istituire questo corso che è propedeutico all'affrontare il concorso presso gli enti locali. Cosa significa? Significa che ci saranno 12 lezioni suddivise in 4 moduli, ognuno dei quali riguarda una parte specifica dell'attività comunale. Avremo una parte teorica e una parte laboratoriale in cui verrà chiesto ai partecipanti di fare fattivamente quello che ogni giorno si fa in comune, perché spesso c'è una discrepanza tra la teoria e la pratica. E purtroppo mancano tanti medici in Veneto, vediamo dal Gazzettino, un po' si dà notizia della situazione. In Veneto e in Friuli persi 937 futuri specialisti, addirittura in questo caso scappano dallo stress, altri vanno in pensione, quindi c'è carenza di medici e di infermieri. Poi si presenta al pronto soccorso per un dolore al petto, viene dimessa e 5 giorni dopo muore di infarto, è stato chiesto il processo per il medico, sempre dal Gazzettino. Un'altra notizia da Mestre, una ragazzina di 14 anni che è stata azzannata dal suo Rottweiler, ricoverata in ospedale, dovrà farsi la plastica, salvata dal vicino. È la prima volta che i cani di questa razza si avventano su proprietari o su altre persone facendo grossi danni. Torniamo però alla politica. Abbiamo detto che si voterà per le amministrative il 14 e il 15 maggio, domenica e lunedì. Vediamo quali saranno i comuni che andranno al voto nel Padovano. Nel Padovano sono 10 comuni che andranno al voto per scegliere il sindaco alle prossime elezioni amministrative. La data delle consultazioni elettorali è fissata per il 14 e 15 maggio. In provincia di Padova sono chiamati alle urne i cittadini di Borgo Veneto, Casalserugo, Codevigo, Galzignano Terme, Maserà di Padova, Megliadino San Vitale, Mestrino, Solesino, Villanova di Campo San Piero e Piove di Sacco, unico comune con più di 15.000 abitanti per cui è previsto il turno di ballottaggio se nessuno dei candidati supererà il 50% più 1 di voti al primo turno. Il turno di ballottaggio si svolgerà invece il 28 e 29 maggio. E ci saranno 400 seggi in tutto il Veneto, ci sono 400 seggi in tutto il Veneto per l'elezione delle primarie, durante le primarie per il nuovo segretario del Partito Democratico. Sentiamo cosa ci ha detto il segretario regionale del PD e parlamentare del PD, Andrea Martella. Noi ci auguriamo che questa delle primarie di domenica sia per noi un grande momento di partecipazione, perché abbiamo bisogno di dare vita ad un nuovo Partito Democratico con una leadership forte che sappia fare il lavoro di opposizione come stiamo facendo in questo periodo e che sappia proporsi
come alternativa presto. Chiunque da lunedì sarà chiamato a guidare il primo partito di opposizione al governo, il Partito Democratico, dovrà far salire sul carro anche gli avversari. Nella sfida, che i sondaggi danno peraltro già vinta, tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, il segretario del PD Veneto Andrea Martella si augura emerga un nuovo gruppo dirigente, un partito soprattutto rigenerato. E la richiesta più forte che viene dalla nostra base è quella che, finito il congresso, e bisogna essere uniti, e che finito il congresso bisogna continuare a lavorare. C'è una voglia di un partito democratico robusto, forte, presente sul territorio, e al contempo c'è una voglia di rinnovamento, una necessità di fare entrare nuove energie, nuove forze. Ecco, i due candidati rispondono sicuramente a queste necessità. 400 i seggi allestiti in Veneto, sarà possibile votare anche online per chi fosse impossibilitato. Urne aperte dalle 8 alle 20, potrà votare anche chi non è iscritto al partito. Io sono certo che più alto sarà la partecipazione e più forte sarà il Partito Democratico. E certo, anche in Veneto la sfida è tra Stefano Bonaccini, ex governatore dell'Emilia Romagna, ed Elly Schlein. Sentiamo sull'Ucraina, sull'Italia che sta al fianco dell'Ucraina in maniera molto determinata e categorica. Sentiamo cosa ha detto e ha ribadito la Premier Giorgia Meloni. Vediamo. Un anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina. La Russia aveva già compiuto in passato aggressioni nei confronti dei propri vicini, non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici, ma nessuno avrebbe potuto immaginare un atto così grave. Ci eravamo illusi. L'obiettivo di Putin era far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solamente europei. Quel piano è fallito. Mosca ha dovuto fare i conti con l'eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati, l'amore per la propria patria. Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto per questo. A Bucha e Irpin l'ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. L'Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo la forza militare e ogni Stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino. Non possiamo consentirlo ed è nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta. Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L'Italia è dalla loro parte. E abbiamo parlato molto spesso a Focus la sera della guerra in Ucraina, ne parleremo inevitabilmente anche questa sera. È una guerra che colpisce molto l'opinione pubblica, anche in Veneto se ne parla, se andate girate per le strade, nei bar, nei ristoranti, insomma si parla sempre e comunque di questo conflitto che è molto vicino a noi, sembra lontana l'Ucraina, ma sono poche migliaia di chilometri e abbiamo dato immagini in questi mesi, in questo anno terrificanti da tutte le città che sono state attaccate dalla Russia con bombardamenti, con migliaia di civili che sono morti e con anche tantissimi bambini, più di 400 sono i bambini che hanno perso la vita e c'è sempre stato il cordoglio della comunità del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per queste vittime. La richiesta è che questa guerra possa terminare. Nessuno dei due contendenti vuole fare un passo indietro, vuole tornare, vuole cercare di arrivare ad una tregua, ad una trattativa. A quanto sembra la Cina ha proposto un patto di pace, una proposta di pace che però sembra molto schierata comunque dalla parte della Russia e questo praticamente questo è lo schieramento, da una parte la Cina e la Russia, dall'altra parte l'Europa con la NATO e gli Stati Uniti. Un conflitto che potrebbe sfociare, se le cose vanno avanti così, dicono tanti osservatori, in una guerra nucleare ed sarebbe veramente folle non tentare il tutto per arrivare ad un negoziato, per arrivare ad un accordo e ci si sta dando da fare da più parti, anche se l'Europa poteva, dicono in molti,
fare molto di più. Ne parleremo ancora stasera a Focus con i nostri ospiti, tantissimi messaggi che arrivano attraverso SMS e WhatsApp, e ne parleremo ancora durante questo telegiornale. Ma andiamo sulla cronaca nera. Questa mattina in regia ci sono Tony Esposito e Simone Merlo, e purtroppo continuano le risse tra i giovani. La violenza giovanile è diventata ormai all'ordine del giorno. All'ordine del giorno ci sono casi di risse, scontri, furti, accoltellamenti. Ce n'è stato uno proprio ieri davanti all'istituto Turazza a Treviso. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia. Le 11 del mattino al Turazza è suonata la campanella. Tutto è accaduto in un attimo, poco dopo la ricreazione. Gli studenti si sono avvicinati alle macchinette del caffè. Ad un tratto si sono sentite delle urla. Tra due giovani è scoppiata una lite violenta. Motivi futili, sembra da una prima ricostruzione, forse per qualche spicciolo di resto. Sta di fatto che un sedicenne nato a Treviso ma di origini kosovare ha estratto dalla tasca un taglierino ed ha colpito con 3 fendenti all'addome uno studente di 17 anni trevigiano. Il ragazzo si è accasciato a terra. L'aggressore nel frattempo ha pensato bene di disfarsi dell'arma e l'ha gettata via. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, altri studenti hanno chiamato gli insegnanti, una scena che si è consumata di fronte ad altri ragazzi dell'istituto. Qualcuno terrorizzato si è allontanato velocemente dal luogo dell'aggressione. Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori del SUEM 118 e la polizia. La vittima è stata portata in ospedale, non è in pericolo di vita. Per tutta la giornata è rimasto al Cafoncello per essere medicato e per effettuare degli accertamenti. La sua prognosi potrebbe essere di circa 7 giorni. Il sedicenne, che è entrato a scuola con il taglierino, è stato invece portato in questura per essere ascoltato. Ha ammesso di aver colpito il compagno. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per lesioni aggravate. È stata avvertita l'autorità giudiziaria dei minori a Venezia. Non si riescono invece a capacitare di quanto accaduto gli altri studenti. È grave perché lui si porta un taglierino a scuola anche se non si può, e mi dispiace per lui e anche per la sua famiglia, perché adesso ci facciamo. La polizia non ha ancora sentito la versione della vittima, che verrà ascoltata nelle prossime ore. I due ragazzi si conoscevano, sembra solo di vista, e davanti alle macchinette si sono trovati per caso. Sta di fatto che il sedicenne aveva in tasca un taglierino. La polizia sta ricostruendo quei momenti drammatici che potevano finire davvero peggio. E ci colleghiamo di nuovo con l'Ucraina, torniamo a parlare dell'Ucraina, ci colleghiamo con Kiev, dove c'è con noi Stefano Antonioli, trevigiano di Roncade, chef nella capitale ucraina. Buongiorno Antonioli. Buongiorno direttore. Grazie molte per essere con noi. Un anno di guerra, abbiamo fatto vedere delle immagini terrificanti, migliaia di vittime, 400 bambini che hanno perso la vita, gli inutili tentativi per ora di arrivare ad una tregua. Attorno a lei, oltre ovviamente alla disperazione, allo sconforto di tanta parte della popolazione, c'è però chi continua a sperare che l'Ucraina possa vincere questa guerra. In molti sperano che si possa arrivare a questo risultato. Lei crede che sia un epilogo possibile? Guardi, io non sto a discutere chi vincerà. Sicuramente noi viviamo di speranza che finisca in qualche modo e che si ricomincia più presto una vita più normale come era prima di un anno fa, diciamo. Ecco, tornare un po' a quello stile di vita che c'era prima di un anno fa, perché ormai diciamo siamo tutti un po' stanchi e appunto viviamo di speranza che finisca. Certo. Senta Antonioli, nel mondo è tutto relativo, no? Qui c'è stata una crisi forte dei ristoratori, di chi fa il suo mestiere per via del Covid, oggi per via dei costi energetici, però devo dire nulla in confronto a quello che state vivendo voi, no? Direi che peggio di così da voi non potrebbe
non potrebbe andare. La vita continua comunque, in qualche modo, insomma, l'economia può, sia pure in questa situazione, continuare a girare? Guardi, noi siamo, diciamo, siamo uno dei non molti esempi a rimanere aperti. Molti business sono chiusi. Voi sapete che 8 milioni di persone sono emigrate dall'Ucraina per questo conflitto e tutta la nostra clientela abituale di un anno fa, diciamo che il 70% è uscita dall'Ucraina. Facciamo quello che possiamo, ci stiamo riadeguando a quelle che sono la situazione di oggi, quindi stiamo un po' modificando anche la proposta che avevamo con un'altra un po' più semplice. La situazione va avanti, l'economia c'è, anche se non è appunto quella precedente al conflitto. Comunque si rimane in piedi, diciamo, ecco, siamo riusciti a rimanere in piedi, riusciamo a rimanere in piedi e portiamo, diciamo, un messaggio che se si vuole, dico io, se si vuole si può andare avanti, però bisogna un attimino cambiare quello che erano i parametri di un anno fa con i parametri di oggi, insomma. Ecco, noi immaginiamo che siano stati in tanti ad apprezzare il suo coraggio, la sua determinazione, ma immagino anche che molti l'abbiano invitata a tornare in Italia. È stato così? E lei pensa prima o poi di fare ritorno qui o ha deciso proprio di non lasciare l'Ucraina? No, sono stati molti che mi hanno chiamato, soprattutto i parenti, dicono cosa resti là a fare, torna a casa, qualcosa troviamo. Ma sono molto legato a questo paese, a questa città soprattutto. Mia moglie è di qui, mio figlio è nato qui, anche se oggi è emigrato anche lui in Italia per motivi, diciamo, per motivi anche di sicurezza, diciamo, perché ha compiuto di 18 anni, lui non poteva più uscire dall'Ucraina, quindi prima di 18 anni l'abbiamo fatto venire in Italia perché potrebbe essere arruolato e non voglio correre rischi, questa è una cosa. E sì, tanti mi hanno chiesto di tornare indietro, però sono molto legato a questo paese e penso di dare un messaggio coperto, di dire io resto qua, sono con voi, facciamo quello che possiamo e vediamo di andare avanti, anche per dare un messaggio positivo che si può lavorare, anche gli stranieri in questo paese, in questa situazione, possono fare qualcosa per aiutare questo paese, almeno economicamente. Poi c'è stato anche un supporto morale di tutti i nostri sia clienti che colleghi, collaboratori, e soprattutto c'è appunto anche la determinazione dell'ambasciata ad aiutarci con tutte le varie delegazioni che arrivano a Kiev, quindi abbiamo anche un supporto dell'ambasciata italiana che supporta anche lei il nostro ristorante. Ecco, Antonioni, le chiedo un'ultima cosa. Ci sono ancora molti italiani a Kiev che lavorano, che hanno deciso, come lei, di non lasciare la capitale? Sì, diciamo che ce ne sono. Prima erano molto più fissi, permanenti. Oggi invece c'è un via vai, diciamo. Arrivano per 2 o 3 settimane, vanno via per 1 o 2 settimane. Prima erano molto più fissi e molto di più. Adesso sono un po' in smart working con i colleghi che rimangono qua e vengono a fare vengono a Kiev solo per vedere, diciamo, quelle 2 settimane per vedere dal vivo, diciamo, come vanno le cose nelle loro aziende. Quindi un po', diciamo che molti sono usciti, però rimangono ad intermittenza, diciamo così. Molte davvero, grazie, complimenti, buon lavoro. Speriamo un giorno di venirla a intervistare proprio lì, di venirla a trovare lì quando tutto sarà tornato speriamo alla normalità. Grazie, buon lavoro, arrivederci.
aspetto, arrivederci, grazie. Grazie, tanti saluti a Stefano Antonioli. E adesso dovremmo poter parlare di un'altra guerra, però una guerra lontana, che è stata raccontata da Mario Rigoni Stern, un grande scrittore veneto. Ha raccontato in particolare la ritirata di Russia, dei titoli celebri, Il sergente nella neve, 100.000 gavette di ghiaccio, se non ricordo male, proprio il dolore degli alpini, dei soldati italiani durante la seconda guerra mondiale. Per noi ad Asiago, sull'altopiano, c'è Ferdinando Garavello, perché si sta girando un film proprio su questo scrittore, Mario Rigoni Stern. A te la linea, Ferdinando. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo sul set del film che racconta un racconto breve di Mario Rigoni Stern, il cui titolo è Un Natale del 45. C'è la guerra perché il protagonista è appena tornato dalla prigionia in Germania e vive, come nella poetica di Mario Rigoni Stern, le situazioni del ritorno, quindi la fatica di ricominciare a vivere, il doversi procurare il cibo, il doversi procurare la legna, ma vive anche, come appunto racconta sempre Mario Rigoni Stern, delle situazioni personali importanti, l'incontro con il suo vecchio maestro di scuola che va a chiedergli scusa per un fatto grave che era successo. Non vogliamo raccontare tutto perché magari qualcuno ha piacere di leggersi questo racconto di Rigoni Stern, qualcun altro invece ha piacere di andare al cinema a vedere il film che ne uscirà. Siamo sul set perché qui questa mattina hanno girato alcune scene, vedete è un flashback, ci hanno raccontato in questo racconto. Qui c'è il maestro che però è anche insomma un rappresentante del fascismo in paese a Gallio. Siamo in una casa vecchia di Gallio, questo non è un set costruito, è proprio una casa vecchia rimasta come era un 70-80 quasi 100 anni fa. C'era una vecchia osteria e quindi hanno scelto questo posto proprio per questi motivi, ma meglio di me può raccontarci quello che stanno facendo il regista, che invito a venire qui vicino a me. Intanto grazie Fabio Rosi, grazie per il tempo che ci concede. Ci diceva il regista che ha conosciuto Mario Rigoni Stern di persona. Sì, è stato un incontro di parecchi anni fa, era il 2001, ma lo ricorderò sempre perché Mario Rigoni Stern, io, è una cosa che amo sempre dire, l'ho conosciuto come autore al liceo e ne sono sempre stato fortemente affascinato. Averlo poi conosciuto di persona e lì tanti anni fa è scattato qualcosa. Noi siamo i primi a portare Mario Rigoni Stern al cinema e sono sicuro che da questa poi l'idea prenderà tanti altri, perché è un autore così di suggestione che parla per immagini che non puoi, col cinema non può a questo punto più ignorarlo. Direttore, sappiamo che il mondo del cinema non ti è nuovo, anzi la tua esperienza personale e professionale ti porta molto spesso a contatto con questo mondo, e si diceva anche con il regista che una location come questa, un set come questo è da preservare perché si possono fare veramente molti film, quindi magari se a qualcuno dovesse venire in mente di cambiare le carte in tavola di case come questa, forse è meglio aspettare un po', perché il cinema può tornare in altopiano, vero? Assolutamente, noi siamo stati fortunati a trovare questo posto e ecco, quest'idea di preservare luoghi come questo anche proprio per la memoria e poi perché no, per il cinema. Il cinema qui credo che abbia veramente tantissime potenzialità all'altopiano per il cinema. Ecco, si parla di cinema, ma naturalmente l'indotto non sarà solo quello cinematografico, sarà anche quello turistico. Sappiamo che il regista e molti dei suoi collaboratori amano l'altopiano. Assolutamente, direi che Mario Rigoni Stern è chiaramente l'elemento scatenante per girare questo film, ma direi che io e tanti altri non aspettavamo proprio che un'occasione per poter venire a girare proprio qui sull'altopiano.
Quando sarà pronto il film, quando lo potremo vedere? Ma io credo che ecco, questa cosa noi finiremo di girare domani e nei prossimi mesi, ma ecco, diciamo settimane, così ci metteremo subito al lavoro. Sicuramente sarà pronto per la fine dell'estate. Entro l'estate sicuramente si potrà già parlare di un prodotto visibile. Allora, non aspettiamo che l'uscita di questa pellicola. Io prima direttore, o di salutarti o di passarti la linea, volevo che Edoardo ci facesse vedere alcuni oggetti di scena. Guardate questo mitra appoggiato, questi cappotti ci fanno davvero tornare indietro di tanti anni. Giustamente avete parlato di una guerra attuale fino a pochi minuti fa, ma insomma qui si respira l'aria di altri tempi in cui la guerra o aleggiava o comunque aveva fatto danni enormi all'altopiano, alla sua popolazione, che stava ancora pagando lo scotto della Grande Guerra, la guerra grande del 15-18. Vedete tutti questi attrezzi di scena, questi libri hanno ricreato un'atmosfera veramente incredibile. Noi siamo qui da stamattina e devo dire la verità, è un po' estraniante, passateci il termine, vivere con le persone. Sono vestiti come negli anni 30, pantaloni alla zuava, divise con gli stemmi del partito fascista. Magari c'è anche qualche carta nuova, un po' più recente, però insomma diciamo che è stato ricreato tutto in modo davvero notevole. Bene, grazie Ferdinando, grazie molte. Riprendiamo qui la linea, tanti film in arrivo nel Veneto e già tanti set e tante produzioni dall'estero. Tra queste anche, ricordo, per quanto riguarda la Grande Guerra, un film su Francesco Baracca, il celebre aviatore che era precipitato, ricorderete, sul Montello. Il cinema un giorno racconterà anche la guerra in Ucraina, lo sta già in qualche modo facendo, soprattutto con le troupe delle televisioni che arrivano in Ucraina da tutto il mondo. C'è un video che è stato pubblicato dal gruppo Jedi che riguarda i bambini ucraini. Io direi di vederlo perché è molto importante e soprattutto toccante. Vediamo.
davvero complimenti a chi ha realizzato questo video sui bambini ucraini, tantissimi morti purtroppo, più di 400 bambini, e poi avete visto con le famiglie sfollati, molti non accompagnati che hanno raggiunto altri paesi, compreso il Veneto, e poi c'è anche, dice Kiev e accusa Zelensky, la deportazione di bambini in Russia che poi vengono appunto russificati, così dice il presidente dell'Ucraina. Davvero complimenti a chi ha realizzato questo video, a chi l'ha impostato, montato, a chi ha fatto le riprese. Il miglior modo di ricordare questo anno, di parlare, di commentare questo anno di guerra, una guerra folle, insensata e atroce. Andiamo in pubblicità, poi avremo qui gli ospiti, Giampaolo Bottacin, assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto, Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza, e Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle. Parleremo di inquinamento, parleremo di crisi idrica, parleremo di ambiente. Tra pochissimo, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio l'assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto, Giampaolo Bottacin. Buongiorno a tutti assessore. gli ascoltatori. È un piacere averla di nuovo qui nei nostri studi, e grazie anche a Marco De Blasis in Consiglio Comunale a Ododerzo con il Movimento 5 Stelle. Buongiorno De Blasis. Dovremmo avere collegato tra poco anche Giacomo Possamai, che è capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e candidato sindaco di Vicenza. Vicenza è una delle città considerate tra quelle più inquinate nella nostra regione. Io direi in regia Tony Esposito e Simone Merlo, se possiamo partire dal servizio dell'inquinamento a Treviso, dove abbiamo intervistato Mario Conte, non so se potete trovarlo, il servizio Smog Conte, in modo che così diamo conto di quello che è avvenuto nella prima giornata di allerta rossa a Treviso. Vediamo. Siamo consapevoli di essere in uno dei bacini più inquinati in questo momento, e quindi l'appello che faccio ai cittadini è quello di prestare attenzione, di limitare possibilmente le ore all'aperto, perché la qualità dell'aria è pessima. Si limita a suggerire prudenza il sindaco Mario Conte nella prima giornata di allerta rossa a Treviso per l'elevata quantità di polveri sottili nell'aria. Al di là delle limitazioni al traffico, con lo stop imposto anche ai diesel Euro 5 e i conseguenti controlli della polizia locale, che però in giornata non hanno sortito sanzioni, sono i livelli di inquinamento a preoccupare. 11° giorno di valori ampiamente oltre la norma. Alle 8 del mattino in città, oggi rilevati 112 microgrammi di polveri sottili per metro cubo, più del doppio della soglia di attenzione, che è di 50. E questo mentre nelle scuole si svolgono le giornate dello sport, con diverse attività all'aperto. Ai dirigenti scolastici non sono state però inviate disposizioni particolari e tutto procede normalmente. Il sindaco si limita a delle raccomandazioni generali. È una situazione diffusa praticamente in tutta la Regione Veneto, però vorrei allargare a tutto il bacino padano. Tutti noi ci muoviamo per lavoro o comunque gli spostamenti quotidiani comunque li facciamo. Chi vuole può addirittura indossare la mascherina per proteggersi ulteriormente. Io dico responsabilmente facciamo attenzione, se possiamo limitare qualcosa limitiamoli. Per fortuna dicono che sia in arrivo una perturbazione che metterà la parola fine a questa emergenza. Ecco, assessore Bottacin, sembrano a volte notizie in contraddizione, no? Sembra che siano a volte paradossali, perché da un lato si sente dire si è richiuso il buco dell'ozono, si sta richiudendo perché sono effettivamente calate le emissioni di CO2, dall'altro risparmio energetico, contenimento dei costi e quindi riduzione del riscaldamento nelle case, e anche molte imprese che abbiamo
abbiamo visto le imprese energivore che cosa hanno vissuto, però l'inquinamento continua ad essere così, a dei livelli davvero molto alti, no? In qualche modo sono notizie che sono in contrasto o comunque bastano le auto a provocare questo aumento di PM10? No, non sono notizie in contrasto, perché dobbiamo partire dal presupposto che negli ultimi 10 anni questi dati non sono dati miei, sono dati dell'istituto di ISPRA, quindi dati nazionali certificati dall'ISPRA. Abbiamo avuto una riduzione del 48% del numero di giornate di sforamento. D'altro canto, all'epoca, io mi sono guardato i giornali di allora e i giornali titolavano oltre 200 sforamenti all'anno. Sì. Oggi, quindi è un dato assolutamente enorme, oggi l'abbiamo dimezzato, non si è dimezzato per caso, si è dimezzato grazie a tutta una serie di attività che vengono messe in campo e che hanno dato questo risultato. È un risultato che soddisfa? Assolutamente no, è un risultato che ancora non soddisfa, perché se il numero di sforamenti è ancora superiore a quelli concessi dalla normativa europea è evidente che non ci soddisfa e non soddisfa nessuno. Però è altrettanto vero che partiamo da un dato che dice inconfutabilmente che la situazione è decisamente migliorata. D'altro canto io ricordo quando facevo l'università a Padova, ormai una trentina d'anni fa, si mettevano fuori le lenzuola da asciugare, si tiravano dentro che erano nere. Oggi la situazione non è così. Oggi è cambiata molto, per fortuna, la sensibilità a partire dal cittadino, in tutti gli amministratori, la politica e tutti quanti, sulla qualità dell'aria, che una volta non c'era. E quindi questo è un dato positivo. Il bicchiere mezzo pieno, diciamo. Il bicchiere mezzo vuoto è che, lo diceva prima il sindaco Conte, noi viviamo in un'area che è, e anche questo non lo dico io, lo dicono autorevolissimi studi di tutte le università principali del nord Italia, dal Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, eccetera, dicono che siamo in un bacino che è unico al mondo, che è caratterizzato da uno scarsissimo ricambio d'aria durante soprattutto i mesi invernali e fortemente antropizzato, con una presenza di aziende molto rilevanti e quindi anche il conseguente traffico, e quindi le due cose messe insieme generano una difficoltà nel ripulire l'aria. E se a questo aggiungiamo i cambiamenti climatici che generano periodi di siccità molto lunghi come quello che stiamo vivendo anche adesso, è evidente che noi stiamo facendo una lotta di rincorsa, cioè noi miglioriamo, mettiamo in campo tutta una serie di azioni, ma i cambiamenti climatici non ci aiutano, anzi peggiorano la situazione meteo, e quindi è una rincorsa continua. È anche giusto ricordare ai cittadini che la regione del Veneto è stata una delle prime regioni d'Italia, in tempi non sospetti io non c'ero, a dotarsi di un risanamento dell'aria che io ho aggiornato nel 2016, che stiamo aggiornando anche quest'anno, e che prevede oltre 70 misure, perché spesso viene ricordato il blocco del traffico, ma quella è una delle 70 misure. Noi abbiamo una quantità enorme di misure, perché non è vero che c'è solo il traffico che genera PM10, anzi in Veneto la principale fonte di PM10 è la combustione domestica, in modo particolare generata dalle biomasse, e quindi c'è tutta una serie di misure che messe insieme possono portare e hanno portato a una riduzione. Dicevo prima, siamo soddisfatti? No, però il fatto che con queste misure abbiamo ridotto del 50%, abbiamo dimezzato i valori, ovviamente ci dice che la strada tracciata è quella giusta, ovviamente con altre implementazioni e ulteriori aggiornamenti che stiamo appunto studiando con ARPAV, la nostra agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, e che poi dopo arriverà in Consiglio regionale con le tempistiche previste dalla normativa per l'aggiornamento del piano esistente. Ecco, De Blasi, si sta facendo di tutto per limitare diciamo, l'effetto serra, per cercare di frenare i cambiamenti climatici, anche se su alcuni fronti sono cambiamenti ormai irreversibili, ma ci sono previsioni davvero paurose per quanto riguarda l'innalzamento delle acque del mare, lo scioglimento dei ghiacciai, la desertificazione di tanti territori, e c'è anche la questione delle auto elettriche, no? Da 2035
l'Europa dice bisogna passare all'elettrico, e su questo c'è un grosso dibattito, perché molti dicono sì, ma per produrre l'energia poi alla fine si inquinerà comunque, non basterà, si rovina tutto un settore, quello automobilistico e l'indotto. Cosa ne pensa? Ma io penso, quello che penso personalmente è che siamo molto piccoli, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo. Cioè l'impatto ambientale è quello che noi oggi stiamo vivendo, è inevitabilmente la conseguenza di quelli che sono state tutta una serie di attività di antropizzazione, ne abbiamo parlato prima, di consumo di suolo, e ricordo che il Veneto è la seconda regione in Italia per consumo di suolo, e di una conduzione e di tutta una serie di mancata considerazione dell'aspetto ambientale che a partire dai politici e poi a cascata anche nelle nostre abitudini, che ha impattato in maniera conseguente su quello che oggi è l'ambiente, quello che noi oggi stiamo vivendo. Ora, non è vero, cioè è chiaro che anche le soluzioni che stiamo mettendo in campo, che abbiamo messo in campo anche come Movimento 5 Stelle quando eravamo al governo, con il super bonus, no? Ne avete parlato immagino abbondantemente in questi giorni, quindi non voglio entrare nel merito specifico del super bonus, ma quello che in realtà aveva come obiettivo anche il super bonus era anche quello di riqualificare, okay? Ne parlavamo prima, no? Del consumo di caldaie, quantomeno, di riqualificare e valorizzare non solo l'immobile ma anche appunto l'impatto ambientale, e quindi consumare meno e inquinare meno. Queste sono attività, sono iniziative che vanno nella giusta direzione, ma è evidente che non cambiano la situazione dall'oggi al domani, ma che c'è bisogno di, oltre a questo, di tante altre iniziative, come anche un programma per i bacini. Per esempio sentivo che la Sardegna, che è abituata a vivere in emergenza dal punto di vista idrico, per la prossima estate, non stiamo parlando di chissà quanti anni, ma per la prossima estate è in sicurezza, perché sono appunto abituati e hanno messo in campo tutta una serie di soluzioni idriche, dighe, eccetera, perché sanno che devono vivere con poca acqua e che quell'acqua lì è preziosissima. Noi invece siamo sempre stati abituati all'abbondanza e oggi siamo di fronte a una drammatica emergenza dove gli agricoltori non hanno acqua a sufficienza, dove il cuneo salino, che è la parte, diciamo, di quanta distanza il mare entra all'interno, per esempio nel Piave siamo arrivati a San Donà di Piave, cioè, quindi vuol dire che tutti quelli che coltivano da lì verso il mare non possono utilizzare l'acqua perché l'acqua è salata. Okay? Quindi tutta questa serie di problematiche sta cascando a pioggia, come sempre poi nei confronti dei cittadini. Allora, altre cose che abbiamo messo in campo su questo sono le comunità energetiche, e per fortuna, io dico per fortuna, cioè, o meglio non è una fortuna, ma forse lo è per gli italiani, che questa è una direttiva europea e che quindi il governo in carica non ce la può smantellare come ha fatto con il super bonus, per fortuna, e quindi facciamo formazione continua sulle comunità energetiche. Io sono anni che ne parlo. 2 anni fa ero qui con l'assessore Manera, il quale del comune di Treviso, il quale ha detto sì, noi le comunità energetiche le stiamo già approntando, 2 anni fa. Non si parla di comunità energetica nel comune di Treviso. Ormai ne sono state aperte credo una 50ina nel nostro paese. Prendiamo esempio, cerchiamo di spingere queste comunità energetiche. Tutti ne parlano, però poi alla fine stringi, c'è sempre qualche difficoltà, perché non sia mai che venga fuori che è il Movimento 5 Stelle che l'ha promossa, anche se abbiamo recepito una direttiva europea. Quindi qui ci vuole collaborazione, ci vuole collaborazione da parte di tutti. Il ministro era loro fino a pochi mesi fa. Cioè, è importante che ci sia da parte di tutti gli attori, di tutti quelli che possono mettere in campo queste iniziative, una spinta verso quelle iniziative che possono veramente impattare sull'ambiente in maniera positiva. Tra poco andremo da Giacomo Possamai, che è collegato con noi, però Assessore diceva ci vogliono i decreti attuativi.
Ci vogliono i decreti attuativi, stiamo aspettando quelli, noi la legge l'abbiamo fatta regionale, però ci vogliono i decreti attuativi che doveva fare il governo, che non ha fatto, e mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia gestito il Ministero dell'Ambiente per parecchio tempo. Poi dopodiché rimango un po' perplesso, insomma, da alcune argomentazioni. Comunque io vorrei ricordare che il Veneto, nell'approccio, sta leggenda per il fatto che noi dobbiamo imparare dalla Sardegna, insomma, o da altre regioni. Siamo una regione assolutamente virtuosa anche sull'aspetto ambientale e lo dimostrano i dati, cioè avere il presidente di Lega Ambiente che viene in Veneto a descrivere le virtuosità del Veneto sulla economia circolare, per esempio, o essere l'unica regione in Italia ad aver approcciato il problema dei PFAS mettendo dei limiti, cosa che non ha fatto né il governo né chi stava al Ministero dell'Ambiente per anni, nonostante sia una competenza statale, e ovviamente non l'ha fatto neanche le altre regioni perché hanno detto è una competenza statale, lo facciamo loro. A me sembra francamente un raccontare una cosa che non è, perché noi ci stiamo impegnando sull'ambiente, abbiamo investito 900 milioni di euro negli ultimi anni. Cioè, ho citato 70 misure, non c'è il blocco del traffico, c'è la rottamazione delle vecchie stufe, c'è l'efficientamento energetico degli edifici, c'è la rottamazione delle vecchie auto, 12 milioni solo su quello e così via, cioè, voglio dire, ciclabili, sostituzione del parco treni, sostituzione degli autobus. Cioè, vorrei anche riportare un attimo in carreggiata la cosa, cioè, il Veneto è virtuoso, ovviamente si può fare meglio, abbiamo il problema dello scarso ricambio d'aria che hanno anche le regioni contermini, l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Lombardia, come ho spiegato prima, per motivi oggettivi e geomorfologici, quindi che non è che dipendono dalla virtuosità di qualcuno o di qualcun altro. Per questo che bisogna fare di più, evidentemente. E non esistono... Che non è sufficiente. Infatti, l'ho detto prima, non siamo soddisfatti, ma la strada che abbiamo tracciato è quella giusta, perché se li abbiamo dimezzati, l'ha detto lei, non si ottiene dalla sera alla mattina, noi li abbiamo dimezzati in 10 anni. Allora andiamo da Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza. Buongiorno Possamai. Buongiorno a voi. Senta, allora a Vicenza che si dice sull'inquinamento? Ovviamente livelli di PM10 alti in tutti i capoluoghi del territorio, Verona, Vicenza, Padova, Treviso. A Vicenza in maniera particolare, nel senso che purtroppo al di là di questi giorni Vicenza è sempre in testa a tutte le classifiche, anche quelle che escono dalle università europee sul livello di PM10, di PM2,5, molto per il suo posizionamento geografico all'interno del Veneto, cioè il fatto che sia proprio nel cuore, al centro, un po' anche perché evidentemente ha una zona industriale molto importante e molto vicina al capoluogo, quindi è una città che soffre in maniera particolare. Io sto girando in questi giorni, in queste settimane, tutti i quartieri della città, incontrando i cittadini, e devo dire che forse per la prima volta in ormai parecchi anni di impegno politico è una delle domande che viene fatta più spesso da parte dei cittadini, proprio di quelli che normalmente non si occupano di politica e che vivono con enorme preoccupazione questa situazione. È evidente che non è una cosa che può affrontare una città da sola, neanche una regione da sola. È anche chiaro che poi ci sono una serie di attività e di strumenti che sia a livello locale, sia a livello nazionale, sia a livello mondiale vanno messi in campo, perché è chiaro che la china che abbiamo preso è pericolosissima, lo diceva lei prima. Grazie, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito a Focus TG, inquinamento, allerta rossa nei capoluoghi del Veneto, e poi c'è anche la questione della crisi idrica, tra pochissimo. Una notizia arrivata in questo momento: è morto Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo, una vita dedicata alla televisione, ma non soltanto, anche al teatro, anche al cinema, alla letteratura. Aveva 84 anni, giornalista popolarissimo, ovviamente notissimo, il Maurizio Costanzo Show, tutta la sua carriera televisiva ha cambiato Costanzo la televisione, e credo che sia stato lui a portare in Italia il talk vero
vero e proprio. Ricorderete Bontà Vostra, era stato il primo talk proprio che ospitava, non era più soltanto una tribuna, c'erano le tribune elettorali, lui ha aperto questi dibattiti anche alla gente comune, ai personaggi dello spettacolo, quindi davvero un lutto importante grave per il giornalismo e per lo spettacolo e la cultura. Assessore, torniamo, poi oggi avremo modo di parlare ancora di questo ed altro, però approfitto della sua presenza per tornare, abbiamo ancora poco tempo, sulla questione delle auto elettriche, perché questo viene indicato come, diciamo, la panacea di tutti i mali, ma ci sono molti pareri discordanti su questo, no? Sì, viene indicato da alcuni la panacea, la soluzione di tutti i mali. Come dicevo prima, il nostro piano di tutela del risanamento dell'aria ha oltre 70 misure. Io credo che non esista una soluzione a un problema così complesso e quindi ci sono tanti elementi che possono contribuire a questo. Credo che però puntare solo ed esclusivamente sull'auto elettrica e impedire la vendita del motore a combustione interna con qualsiasi tipo di carburante dal 2035 in Europa peraltro e basta, credo sia una follia. Lo dico perché da un lato ci consegniamo nelle mani di chi ha la gestione del mercato delle batterie. Non occorre che ricordiamo che la Cina su questo la fa da padrone. Dall'altro per il fatto che con una norma di questo tipo vuol dire abbandonare la ricerca su carburanti innovativi che potrebbero far continuare a vivere il motore a combustione interna. Vorrei ricordare che il motore a combustione interna è maturato in maniera incredibile negli ultimi decenni e negli ultimi anni in maniera particolare, quindi abbandonarlo credo sia un clamoroso errore che porterà a tutta una serie di conseguenze, non ultima quella di tutto quello che è il settore dell'automotive, dove l'Europa insomma ha sempre avuto un ruolo importante insieme al Giappone e agli Stati Uniti, e anche a tutto l'indotto. Vorrei ricordare che qui nella nostra regione è vero che non facciamo l'automobile completa, ma è altrettanto vero che abbiamo migliaia di aziende che lavorano per le maggiori case automobilistiche europee, per cui questo indotto avrebbe grosse difficoltà sicuramente. Dopodiché io credo, non ce l'ho con l'auto elettrica, io credo che l'auto elettrica non sia la soluzione. Posso capire l'auto elettrica magari per chi si muove in città e fa poche tratte molto brevi, diventa difficile per me che faccio anche in una giornata anche 800-900 km arrivare dappertutto e avere il tempo per fare la ricarica, e poi bisogna capire come viene prodotta l'energia elettrica, perché se la produciamo da fonte rinnovabile è un conto, e quale fonte rinnovabile? Anche le biomasse legnose sono fonte rinnovabile, però l'Europa stessa ci dice che è la prima fonte di PM10, quindi bisogna essere molto attenti, ogni scelta genera un problema diverso. Dopodiché sottolineo che l'auto elettrica non è vero che non ha emissioni e non genera PM10, non ha emissioni dal tubo di scarico, ma il PM10 che esce dal tubo di scarico non è l'unico, perché si genera PM10 anche dalle pastiglie dei freni. L'auto elettrica comunque ha le pastiglie dei freni anche se ha un recupero in frenata, si genera dall'usura delle gomme. Le auto elettriche usurano più gomme di un'auto convenzionale perché semplicemente pesano di più, e ovviamente dalla polvere sollevata dal suolo, e anche in questo caso la massa dell'auto, che nell'auto elettrica è superiore rispetto a un'auto convenzionale, è maggiore. Quindi non è la panacea, lo dico dopo aver, come dire, relazionato su alcuni aspetti, non cito neanche quello della sicurezza e potrei continuare per un'ora, insomma. Grazie. Assessore De Blasis, appunto le fonti rinnovabili sono sollecitate, insomma ci sono sollecitazioni per passare alle fonti rinnovabili e per contenere i costi, anche per inquinare di meno, l'eolico e il fotovoltaico. A che punto siamo secondo lei? Allora, questa è una strada che è stata tracciata ed è una strada alternativa. È come se parlassimo di una rivoluzione industriale dal punto di vista energetico, dove chiaramente tutto un sistema, tutta una filiera produttiva ha la necessità di investire in ricerca e di ritararsi su quella che è, diciamo, questa nuova strada. Quindi è evidente che è difficile e che ci sono delle resistenze, perché è chiaro
ogni passaggio epocale come quello che stiamo vivendo si porta dietro delle difficoltà che sono anche dei pregiudizi molto spesso e anche perché appunto le aziende dove vedono una strada chiara e certa allora investono. Okay? È come è successo, lo cito di nuovo col discorso del super bonus, dove c'è stata una situazione chiara e le aziende hanno investito. Nel momento in cui poi tu vai a togliere o a creare, diciamo, maggior confusione, eccetera, lì c'è il disorientamento e chiaramente poi c'è il disinvestimento. Allora, sono d'accordo con quanto detto, l'auto elettrica non è la panacea di tutti i mali, cioè non è quella che va a risolvere il problema. Forse dovremmo porci una questione diversa, ci sono troppe auto che circolano probabilmente nelle nostre strade e quindi bisognerebbe fare quello che diciamo da sempre e anche lì non è una soluzione che fai dall'oggi al domani, ma magari investire un po' di più su quello che è il servizio pubblico. Che non è facile per come è stato costruito poi, no? Le nostre strade, il nostro territorio. Però lì siamo indietro oggi non è facile risolvere quella situazione, però comunque anche quello è un altro aspetto che andrebbe secondo me sollevato. Allora io dico, piuttosto che fare una raccolta firme contro questa scelta dell'Europa, okay, che può essere discutibile, sono d'accordo, bisognerebbe invece provare a pensare di lottare su come meglio renderla meno impattante rispetto a quelle che sono, no, le nostre aziende e quello che è il nostro sistema ambientale. Allora, è evidente che il rischio, se ne parlava già da qualche anno, il fatto che il monopolio o comunque il mercato delle batterie è in mano ai cinesi. Cosa stiamo facendo noi per poter cercare di avere un nostro mercato di batterie interno? E questo lo può fare solo un governo, solo uno Stato può dare un'impostazione precisa su questo. Se non hai la materia prima non lo fai. Certo, ma infatti la lotta successiva è quella delle materie prime. Allora bisogna investire in soluzioni che possono essere anche alternative, ma se tu non, come posso dire, non crei una convinzione, non crei una strada certa, sicura, non sarà la ricerca, non saranno le aziende che andranno verso quella direzione. Perché dicono, beh, stiamo dove siamo più comodi. Quindi questo è il punto, cioè se non c'è una direzione chiara, un'assunzione di responsabilità e non si indica una via certa, non sono certo per primi gli imprenditori che vanno verso quella strada. Infatti qua è successo il contrario, hanno imposto l'abbandono di una via che era certa per indicarne solo una. Io non ho detto di escludere quella elettrica. Discutiamo su questo. Noi stiamo raccogliendo le firme per abolire il divieto di produrre e vendere auto convenzionali. Non stiamo dicendo di abbandonare l'auto elettrica. Detto questo, io capisco che bisogna puntare sulle fonti rinnovabili e lo dico da sempre, però bisogna che ci sia chiarezza anche su questo, perché lo dicevo prima, facevo l'esempio, le fonti rinnovabili, la biomassa legnosa sì, è una fonte rinnovabile, ok, bene, però genera PM10, quindi qui non si può utilizzare, bene. Allora l'idroelettrico, però ricordo che il Movimento 5 Stelle ha fatto una crociata con tanto di ministro in testa contro le centrali idroelettriche. Allora bisogna che ci mettiamo anche d'accordo su quello che vogliamo e che non vogliamo, perché se vogliamo avere, in Veneto si dice la moglie ubriaca, la botte piena, diventa difficile, dobbiamo trovare un equilibrio su quello che dobbiamo ottenere e perseguire, e io credo che questo possa essere perseguito, come dicevo prima, non con una misura, ma noi ne abbiamo messi in campo 70, ne metteremo in campo altre, e anche con la collaborazione dei cittadini, che peraltro sono in molti casi molto attenti a questi aspetti, in alcuni casi invece un po' meno attenti. Dico una banalità, anche semplicemente quando si esce di casa abbassare il riscaldamento e poi rialzarlo quando si entra è una piccola azione, ma che sommata in ogni singolo cittadino può contribuire a ridurre le emissioni in atmosfera. Ognuno di noi può fare la propria parte. Allora andiamo ancora un brevissimo stacco pubblicitario, poi torniamo da Giacomo Possamai. A tra pochissimo, state con noi, grazie. Nuovo con Focus TG, stiamo parlando di inquinamento, è arrivata una notizia da pochi minuti, è morto Maurizio Costanzo, tutti i giornali stanno dando la notizia sulle loro prime pagine online, giornalista e conduttore TV, aveva 84 anni, e è stato tra l'altro conduttore televisivo fino all'ultimo, perché proprio poche sere fa stava conducendo il Maurizio Costanzo Show
dai Parioli, quindi davvero una carriera straordinaria e un contributo che ha dato alla cultura e alla conoscenza con la sua attività. Allora torniamo da Giacomo Possamai, candidato sindaco a Vicenza. Come sta andando a Possamai la campagna elettorale? Inizia a entrare nel vivo, nel senso che appunto sto girando i quartieri tutti i giorni, tantissimi confronti con i cittadini, insomma le sensazioni sono buone, dopodiché la campagna elettorale è molto lunga, si vota il 14 di maggio, quindi manca molto tempo. Esatto. Senta Possamai, diventasse sindaco sul fronte proprio, visto che ne parliamo, dell'inquinamento, della lotta allo smog. Vicenza, ricordiamo, è pullula di imprese, per fortuna di Vicenza e del nord, però fanno, come diceva l'assessore Bottacin, la loro parte per quanto riguarda le emissioni di sostanze che poi appunto sono inquinanti, no? Certo, anche se poi va distinto inquinamento, per esempio sulle polveri sottili la causa principale è l'efficienza energetica degli edifici, quindi il raffrescamento e il riscaldamento delle case e non solo delle case, insomma degli edifici in generale. Quindi è evidente, lo dicevate prima tutti e lo dicevo anch'io, che si può ottenere un cambiamento reale solo se ci si lavora a più livelli. Non può essere certo l'amministrazione pubblica comunale in questo senso da sola ad affrontare il tema, però quello che può fare il comune per la sua parte è sicuramente lavorare in questo senso sulla rigenerazione urbana, sul recupero degli edifici, sul fatto per esempio di individuare soluzioni soprattutto urbanistiche, perché chiaramente il comune non ha certo risorse per fare cose come super bonus. Abbiamo visto che forse neanche lo Stato le ha le risorse per fare su larga scala operazioni come super bonus, ma comunque operazioni urbanistiche che consentono di recuperare, di efficientare gli edifici, perché oggi il primo problema è quello. Poi c'è tutto ovviamente il filone della mobilità e quindi di come si incentiva il trasporto pubblico e la ciclabilità. Vicenza è una città che per esempio sulla ciclabilità ha ancora tantissimo da fare ed è una città relativamente piccola, in cui se i cittadini si potessero muovere in bicicletta senza rischi, chiaramente potrebbero andare a lavorare invece che a fare qualsiasi altra cosa in bici. E quindi tutto il ragionamento che facevate prima sulle auto elettriche o non elettriche, se l'auto restasse un po' di più in garage o un po' di più ferma e utilizzassimo tutti un po' di più i mezzi alternativi, è chiaro che anche sulle polveri sottili, così come sull'inquinamento in generale, ne avremmo un giovamento. Ecco, assessore, sulle case green c'è stato un po' di allarme, no? Un'altra iniziativa europea, entro una certa data andranno ristrutturate, coinventate, risistemate anche le caldaie. Sì, poi dopo è vero che c'è un margine nell'applicazione della norma da parte dello Stato. Faccio un esempio banalissimo: se bisogna portare entro il 2050 tutte le abitazioni in classe energetica A, per portarle in classe energetica A oggi sarebbe impossibile ottenere le autorizzazioni. Pensate ai centri storici, se voglio in edifici di pregio montare pannelli fotovoltaici, l'autorizzazione paesaggistica non viene rilasciata. Per cui, tanto per fare un esempio, insomma, per cui nel primo voto mi pare che abbiano individuato appunto delle deroghe per quanto riguarda gli edifici storici e i centri storici, e quindi rispetto alla prima versione che era molto rigida c'è stato teniamo presente che poi l'Europa è molto, molto variegata, no? Noi abbiamo un patrimonio edilizio, architettonico che non ha nessun altro paese, direi, nel mondo, e quindi ovviamente quando si parla di questi edifici noi siamo diversi rispetto a molti altri paesi europei. Però bisogna tener conto anche di questo, perché non è che possiamo abbattere tutta l'Italia per costruire nuove abitazioni dappertutto. Quindi insomma bisogna, come dicevo prima, tenere un equilibrio e ovviamente puntare verso l'efficientamento energetico degli edifici, perché, come ha sottolineato anche Possamai prima, la prima fonte di PM10 è il riscaldamento domestico, e quindi quello è un tema assolutamente importante. Bene, grazie a tutti, all'assessore all'ambiente e alla protezione civile del Veneto, l'ingegner
ingegner Giampaolo Bottacin, grazie Assessore, grazie molte. Grazie a voi. Grazie a Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale ad Oderzo. Grazie. Mi chiedo solo perché non è stato sostenuto il superbonus, visto che si parla di problemi di caldaie, efficientamento, eccetera. Gli unici che hanno difeso il superbonus siamo stati noi. Su questo poi avremo modo di discutere ancora a lungo, e grazie a Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e candidato sindaco a Vicenza. Grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro. In regia Tony Esposito con Simone Merlo. Ci vediamo domani alle 12 qui a Focus e stasera alle 21:15 con il nostro talk. Buona giornata, arrivederci.